Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Si addensano nubi minacciose sul progetto di realizzazione della metro leggera. La gara d'appalto sarebbe stata espletata senza l'accordo di programma con i comuni di Cosenza e Rende. La regione si dice tranquilla, non è in pericolo la realizzazione. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Crucoli e Casabona nel Crotonese. Dal lavoro delle commissioni d'accesso emergono pesanti condizionamenti nell'attività amministrativa. Verità e giustizia per Filippo Ceravolo, ucciso il 25 ottobre del 2012. Il giovane vittima innocente della criminalità organizzata, l'appello del padre. Beni per 25 milioni di euro sono stati confiscati all'imprenditore reggino Michele Serra, coinvolto nell'operazione Fata Morgana nel 2016. Nuovi voli Ryanair da e per gli aeroporti calabresi, una nuova rotta a Lamezia e 2 a Crotone, l'accordo presentato nella città della Piana. Prevenzione del consumo di alcol e droga, le iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale a Cosenza. Una sfida che torna dopo 18 anni, quella tra Cosenza e Brescia, i lupi a Rigamonti accompagnati da centinaia di tifosi. Le assenze non smorzano l'entusiasmo dei rossoblù. Buonasera dalla redazione TG10. In apertura torniamo ad occuparci della metro leggera Cosenza-Rende. Un vizio procedurale potrebbe incidere e non poco sulla realizzazione dell'opera. L'accordo di programma infatti sarebbe stato sottoscritto dopo l'aggiudicazione dei lavori alla ditta. Vediamo. La realizzazione della metro leggera a Cosenza-Rende rischia di saltare. Il problema non è di poco conto, visti i soldi in ballo. Ci sono finanziamenti per 160 milioni di euro, senza contare l'aggiudicazione della gara alla società vincitrice. Ora, qual è il problema? Presto detto, nel momento in cui sono stati assegnati i lavori alla ditta aggiudicataria non ci sarebbe stata l'autorizzazione ufficiale del comune di Cosenza. Sarebbe mancato cioè l'accordo di programma iniziale, un passaggio propedeutico fondamentale senza il quale non si sarebbe potuto procedere. E adesso cosa accadrà? Dalla Regione ritengono si tratti di un problema facilmente superabile, ma i dubbi rimangono. Si poteva procedere all'aggiudicazione della gara senza l'accordo di programma? Ricordiamo che la CMC di Ravenna si è aggiudicata la commessa della Regione per la progettazione esecutiva e la realizzazione della metro leggera insieme alla spagnola CAF per la fornitura e messa in esercizio di tutto il materiale rotabile. Solo nel 2017 c'è stata la firma dell'accordo di programma alla Regione con i sindaci di Cosenza e di Rende, mentre l'aggiudicazione è stata fatta un anno prima, cioè nel 2016. Si poteva fare? Un vizio procedurale che potrebbe inficiare tutto ciò che finora è stato fatto. È pur vero che dopo la prima fase ci sono stati altri incontri, altri passaggi. Il sindaco di Cosenza ha chiesto e ottenuto modifiche al progetto originario, ma possibile che nessuno si sia accorto che quando sono stati aggiudicati i lavori mancasse una tessera così importante per completare il mosaico? Dalla Regione si dicono tranquilli, ma ci sono due scuole di pensiero. La prima sostiene che l'atto successivo sottoscritto dai due comuni sanerebbe il disguido, chiamiamolo così. La seconda invece ritiene la mancata presenza di questo atto nel momento della stipula del contratto fattore invalidante. Se così dovesse essere, la ditta potrebbe chiedere i danni. Allora chi pagherà? Ma c'è un altro elemento inquietante che si inserisce nella lunga, difficile e complessa storia della metro, e cioè che ad oggi non sarebbe stato ancora presentato ufficialmente il progetto esecutivo. Anche da qui dubbi e perplessità. Una vicenda complicata, dunque, che ogni giorno riserva nuovi eclatanti colpi di scena. Deliberato dal Consiglio dei Ministri lo scioglimento dei consigli comunali di Crucoli e Casabona nel Crotonese. Dagli atti emergono pesanti condizionamenti della criminalità sull'attività amministrativa dei due centri. Ingerenza della criminalità organizzata, amministrazioni comunali esposte a pressanti condizionamenti sono alcuni degli stralci del documento all'attenzione del Consiglio dei Ministri, in base al quale lo stesso ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Crucoli e Casabona nel Crotonese. È stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo aver ricevuto la relazione del prefetto di Crotone Cosima Di Stani al termine del lavoro effettuato dalle commissioni
commissioni di accesso insediate nei 2 municipi a proporre lo scioglimento dei consessi comunali. A Crucoli e Casabona le commissioni d'accesso sono arrivate all'indomani dell'operazione Stige, operazione antimafia della direzione distrettuale di Catanzaro, che ha portato all'arresto di alcuni consiglieri e amministratori dei 2 comuni nel gennaio del 2018, dopo Ciro, Marina e Strongoli, anch'essi coinvolti nell'operazione, i cui consigli sono stati sciolti nei mesi scorsi. Salgono a 4 i municipi sciolti dopo l'operazione Stige. Verità e giustizia per Filippo Ceravolo, ucciso il 25 ottobre del 2012, il giovane vittima innocente della criminalità organizzata, l'appello del padre. Era il 25 ottobre del 2012 quando fu ingiustamente troncata la vita di Filippo Ceravolo, un ragazzo che aveva appena 19 anni e ha avuto la colpa di chiedere un passaggio a chi quella sera era stato individuato quale obiettivo di un agguato di mafia. Quella sera di 6 anni fa, quei colpi invece uccisero un innocente. I colpevoli fino ad oggi non sono stati presi, ma da quel giorno un instancabile padre non ha mai smesso di provare a tenere vivo il ricordo e quella voglia di giustizia che non si placa. Il padre Martino non ha mai smesso di chiedere giustizia, non si è mai rassegnato all'idea che quegli assassini debbano farla franca, sempre lottando nel ricordo di questo suo figlio che lo Stato ha riconosciuto vittima di mafia, ma ancora non riesce ad arrestare i colpevoli. Anche quest'anno la data del 25 ottobre ha rappresentato un momento di sentita partecipazione con tanti sorinesi e rappresentanti delle forze dell'ordine e delle istituzioni al fianco della famiglia Ceravolo, con il padre Martino non rassegnato, pronto a rilanciare la sua richiesta di giustizia. Sono 6 anni che aspetto giustizia di un ragazzo di 19 anni, con le nostre battaglie, con le nostre associazioni, con tutte le vittime di mafia, il 75% non hanno avuto giustizia. L'ultimo papà che se n'è andato è stato Mario Congiusti, che non ha visto la giustizia. Mi auguro, almeno speriamo di vedere questa di Filippo, e la chiedo ad alta voce, sarebbe ora di dare la giustizia del ragazzo di 19 anni per la famiglia, per il territorio, dare una scossa a questa archiviazione, di aprire questo caso di Filippo. Quello che voi non accettate è l'idea dell'archiviazione. L'ho detto sempre, gli angeli non si archiviano, riguardando il loro lavoro, ognuno fa il suo lavoro, è il suo compito di portare la giustizia, perché se chi sbaglia deve pagare. Se io cammino, faccio un lavoro e sbaglio, devo pagare, e noi stiamo chiedendo un diritto di un cittadino. Voglio la giustizia di Filippo, che se n'è andato via a 19 anni per colpa di questi clan a Soriano e rintorni. I clan, che sono loro, devono solo pagare. Confiscati i beni dell'imprenditore reggino Michele Serra, un patrimonio da 25 milioni di euro coinvolto in operazione Fata Morgana nel 2016 con l'accusa di intestazione fittizia di beni. Serra lo scorso mese di marzo era stato prosciolto, ma le indagini matrimoniali sono andate avanti e oggi è scattata appunto la confisca. 4 supermercati, magazzini per oltre 3.000 metri quadri, 7 immobili, varie disponibilità finanziarie. Sono i beni sequestrati alla DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, a Michele Serra, 51 anni, imprenditore reggino noto nel settore del commercio di casalinghi e alimentari, un patrimonio da 25 milioni di euro. Serra nel maggio del 2016 era stato coinvolto nell'operazione Fata Morgana con l'accusa di intestazione fittizia di beni, un'operazione che portò, lo ricordiamo, all'esecuzione di 7 provvedimenti di fermo emessi dalla DDA nei confronti di imprenditori, dipendenti pubblici e professionisti reggini. Le indagini avrebbero evidenziato l'esistenza di un vero e proprio cartello criminale presente e operante a Reggio, in grado di condizionare lo svolgimento delle attività economico-imprenditoriali. Secondo gli inquirenti, Serra avrebbe agevolato gli interessi nella grande e media distribuzione alimentare della Cosca Tegano. Nel marzo scorso però l'imprenditore era stato assolto, ma le indagini patrimoniali sono andate avanti. Già nel marzo del 2017 furono sequestrati i beni riconducibili all'imprenditore. Adesso la sezione misure di prevenzione del Tribunale, su proposta del direttore della DIE e sotto il coordinamento della DDA Reggina diretta dal procuratore Bombardieri, ha disposto la confisca dell'immenso patrimonio. Le indagini si sono avvalse anche delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Enrico De Rosa e della testimone di giustizia Brunella Ratella, che avrebbero riferito agli inquirenti della stretta collaborazione di Serra con la cosca della zona sud
Regina l'Abate. I giudici, nonostante la soluzione, hanno così ritenuto che i dati emersi da quel procedimento siano emblematici della personalità dell'imprenditore, capace, secondo gli inquirenti, di muoversi con abilità e spregiudicatezza nell'ambito della dimensione affaristico-mafiosa. Altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Una scossa di terremoto è stata avvertita nella notte lungo la costa ionica calabrese. Paura, ma non ci sono stati danni, è quanto registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Inoltre la Protezione Civile aveva lanciato un allarme tsunami per un'anomalia di circa 10 centimetri registrata dal mareografo di Le Castella, allarme rientrato in mattinata. I carabinieri di Caccuri nel Crotonese hanno denunciato un 55enne di Napoli ritenuto responsabile di aver posto in vendita prodotti industriali con marchi e segni distintivi contraffatti per un valore complessivo di 3.000 euro. Oltre 158.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria, che hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di conti correnti bancari, depositi e altre disponibilità finanziarie. Il provvedimento emesso dal Tribunale della Società dello Stretto. Dalle indagini è emerso che l'azienda, operante nel settore dei giocattoli, non aveva versato le ritenute per il 2014, indagato imprenditore. Con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, un 37enne è stato arrestato dalla polizia a Corigliano Rossano. Nel corso della perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato involucri contenenti cocaina e marijuana. Sequestrate dai finanzieri di Tropea 261 bombole destinate all'uso domestico. Il titolare dell'impresa è stato denunciato per violazione delle norme antincendio. Ha ammesso di aver sparato, ma ha negato di voler uccidere il cognato. Giuseppe Carnovale, l'uomo di 48 anni fermato per l'omicidio del cognato Massimo Ripepi, ucciso domenica scorsa nella frazione Episcopio di Vibo Valentia. Ho sparato io, dice, ma non volevo ammazzarlo. Questa mattina si è rivolto così al GIP Grazia Maria a Monaco in occasione dell'udienza di convalida del fermo di indirizzato di delitto. Con lui è stato sottoposto al fermo il nipote Michele Ripepi, 18 anni, figlio della vittima. Nuovi voli Ryanair da e per gli aeroporti calabresi, una nuova rotta a Lamezia, 2 a Crotone. Per la prima volta la compagnia low cost sbarca anche a Reggio Calabria con una destinazione nazionale e una internazionale. L'accordo presentato alla Lamezia Terme. Saranno complessivamente 14, di cui 3 nuove le tratte che la compagnia irlandese Ryanair nella prossima stagione estiva effettuerà da e verso i 3 scali calabresi. Ad annunciarlo nel corso di una conferenza stampa alla Lamezia Terme i vertici della Ryanair e Arturo De Felice, presidente della SACAL. È una svolta epocale. L'aeroporto di Reggio avrà per la prima volta una vera low cost, soprattutto potrà di nuovo recuperare utenza dal messinese. La Lamezia si potenzierà ulteriormente col volo per Malta e Crotone resterà aperto nonostante le enormi difficoltà che la SACAL ha incontrato, rilevando Reggio e Crotone da 2 fallimenti. De Felice, alla guida della SACAL, dopo l'azzeramento dei precedenti vertici a seguito dell'operazione Omenidi, sottolinea il lavoro svolto dalla società per il sistema aeroportuale calabrese. Io ho sempre parlato poco, ho ascoltato tanto, forse troppo, perché ho sentito dire delle cose assolutamente assurde sulla gestione della società, che oggi ancora una volta ha ribadito la sua efficienza, la sua trasparenza e la sua grande operatività e credibilità da parte di vettori aerei, che con l'Alitalia che è tornata a pieno titolo sul Reggio, Ryanair che si conferma per i prossimi 3 anni, credo abbia dato delle risposte enormi, posso dire epocali, per il sistema aeroportuale della Regione Calabria. La viabilità è una delle criticità della città metropolitana di Reggio Calabria, strade colabrodo, disagi per i cittadini, la denuncia del sindaco: nell'entroterra arterie impercorribili, a rischio la pubblica incolumità. Il sindaco di Scido. Sul banco degli imputati è già finita da tempo la città metropolitana di Reggio Calabria, in particolare per quelle competenze che un tempo svolgeva appieno la passata provincia. Prerogative come le edilizie scolastiche e soprattutto la viabilità sono diventati il tallone d'Achille del nuovo ente intermedio. Sarà per la sua eterogeneità del territorio reggino, troppo diverso e grande. Le città metropolitane nascono per essere funzionali alle grandi metropoli come Roma, Milano, Torino, quindi con una certa uniformità territoriale e urbanistica.
sarà anche che il sindaco della città metropolitana, che è pure sindaco di Reggio, è già troppo impegnato per le problematiche della sua città. Sta di fatto che il risultato non è dei migliori. Il nuovo ente voluto dall'ex ministro Del Rio stenta a trovare una sua funzionalità a risolvere i problemi del territorio. Le strade SP, ad esempio, continuano ad essere un colabrodo e quando arrivano le emergenze nubifragi, come nei giorni scorsi, non sempre gli uffici preposti dell'ente, che ha sede a Palazzo Alvaro, intervengono con solerzia e efficacia, come è accaduto nell'entroterra della piana di Gioia Tauro. Chi governa in questo momento la città metropolitana, la pseudo maggioranza, sostiene che non ci sono risorse. Noi, per come ovviamente chi ci interpella quotidianamente, credo che non ci sono scusanti a questo. Bisogna fare sì che si trovino i fondi per intervenire, per ripristinare, quantomeno garantire la sicurezza e la viabilità, andare a ripristinare quello che è la ordinaria manutenzione. Non parliamo di straordinarietà, ma ordinaria manutenzione, che un tempo era garantita. C'è la provincia che garantiva questo e c'erano i cantonieri che garantivano questo. Oggi venute meno i cantonieri, venuto meno la provincia, è un caso, ma purtroppo non si riesce a garantire questo. Il Comune di Cosenza ha varato alcune iniziative mirate alla prevenzione del consumo di alcol e droghe da parte dei giovanissimi. Promuovere la cultura della prevenzione in giovane età di un problema molto diffuso in tutto il paese, il consumo precoce di sostanze stupefacenti e di alcol. È questo l'obiettivo di due progetti presentati dall'amministrazione comunale di Cosenza, in continuità con quanto già attuato lo scorso anno. Il Comune vuole essere presente, perché quando diciamo di essere comunità educante le parole devono avere poi un seguito concreto. Ecco perché oggi noi abbiamo chiamato tutti, abbiamo chiamato allora le associazioni che svilupperanno questi progetti. Uno è Teatro in Note, l'altro è un progetto dell'Associazione dei Pedagogisti Calabresi che aiutano il ragazzo ad esserci, ecco, e non ad essere solo qualcuno che deve ascoltare. I due progetti sono volti a creare negli adolescenti, attraverso il teatro e attraverso entusiasmanti laboratori didattici, interessi diversi per impiegare il loro tempo libero in maniera efficace e costruttiva. Il tentativo è quello di farli riflettere su alcuni temi esistenziali a questi ragazzi attraverso l'arte, quindi il teatro, la scrittura creativa, la pittura, qualunque modalità espressiva con cui loro possono in qualche modo porsi domande e cercare delle possibili risposte. Quindi in questo modo il ragazzo non si sente, tra virgolette, sotto accusa, no? Non si viene riconosciuto e identificato come colui che fa uso di sostanze o potenzialmente potrebbe fare uso di sostanze, ma invece come colui che si interroga e si pone delle domande rispetto ad alcuni aspetti della vita importantissimi. Il nostro è un progetto sulla prevenzione delle addiction. Interveniamo attraverso dei laboratori. Un laboratorio che serve per la realizzazione di un videodiario. Quindi focalizzeremo questo laboratorio sulla self-efficacy, cioè la capacità di orientare i ragazzi verso uno scopo ben preciso, quindi la valorizzazione delle loro abilità emotive, comunicative, sociali e anche cognitive. C'è una storia di cronaca che arriva da San Demetrio Corone. Si tratta di un uomo che ha scoperto, proprio all'atto della lettura del testamento, di essere stato diseredato dal fratello. Non l'ha presa assolutamente bene, ha minacciato di morte pretendendo del denaro ai destinatari dell'acido, invece dei vicini che avevano accolto il fratello in casa, perché proprio alla lettura del testamento l'uomo si è reso conto di aver perso l'eredità che gli spettava dal punto di vista del vincolo di parentela, proprio perché l'uomo che si era trasferito nell'abitazione dei vicini aveva destinato a loro i suoi lasciti. Ha chiesto 80.000 euro, le persone che sono state minacciate hanno organizzato un incontro, ma era un incontro fasullo, organizzato proprio per far intervenire le forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato. E adesso parliamo di Microtech, un progetto di sostenibilità in agricoltura ideato e realizzato da giovani universitari. L'iniziativa è stata presentata a Catanzaro. Un grant da 30.000 euro per l'avvio di un progetto innovativo, un progetto di promozione sociale, si chiama Microtech ed è stato presentato a Catanzaro. La sfida di giovani universitari, la cui mission è la diffusione di valori. I valori che vorremmo incrementare sono quelli di impresa giovanile, quelli di fare impresa con i beni comuni, valorizzandoli, quindi
fungendo anche da esempio per la comunità, evitando fenomeni quali ad esempio la fuga dei cervelli. Microtech avvierà la produzione sostenibile di piante, una sfida per un piano che si propone inoltre di valorizzare i giovani, di dare loro gli strumenti per poter operare nel proprio territorio, una scommessa vincente dal punto di vista economico. È un progetto sostenibile da un punto di vista economico, perché le piante prodotte verranno utilizzate per ricoprire delle aree marginali, delle aree dismesse, delle aree poco considerate, che permetterà quindi di abbellire le stesse e generare benefici a tutto il territorio. Sarà l'ex azienda Condoleo ad ospitare Crisea, il centro di ricerca e servizi avanzati per l'innovazione rurale, area in cui Microtech prenderà corpo con la creazione di un laboratorio in cui sarà attuata la tecnica di micropropagazione delle piante. La struttura, precisa il presidente della provincia di Catanzaro, diventerà incubatore di idee. Assieme all'università e ad altri soggetti stiamo riuscendo ad avere un incubatore di idee capaci di poter dare servizi appunto in agricoltura e nella zootecnia per adesso. Poi nel futuro, assieme all'università con la quale abbiamo iniziato un'attività virtuosa, produrremo veramente servizi avanzati, addirittura legati anche a poli tecnologici. Alla cioccolata di Cosenza, è tempo di feste in questo fine ottobre nell'area urbana Cosenza Rende. Oggi parliamo appunto del cioccolato, inaugurazione di questo evento che ormai attira l'attenzione dei cosentini, ma non solo, dei calabresi da diversi anni. A Cosenza il Taglio del Nastro ha aperto ufficialmente la 16ª edizione della Festa del Cioccolato, che ancora una volta ha come location d'eccezione l'isola pedonale. L'evento, oltre a celebrare le 1000 sfaccettature del cibo degli dei, esalterà anche tutti i prodotti calabresi che, combinati con il cioccolato, creeranno dolcissime suggestioni. Tante le novità di quest'anno, prima tra tutte il numero degli stand, oltre 50, in cui si respirano anche atmosfere internazionali. 16ª edizione, abbiamo la partecipazione da più regioni d'Italia e anche qualcuno che viene al di fuori dall'Italia. Siamo felici anche per quest'anno di aver regalato alla città di Cosenza, ma non solo alla città di Cosenza, all'intera regione, un evento bello e soprattutto dolce. La novità più importante è la scuola di cioccolateria, che i nostri maestri artigiani, capeggiati dalla nostra rappresentante Anna Garofalo, insieme all'associazione degli chef calabresi, terranno in questi giorni sia per i bambini delle scuole primarie e sia per tutti coloro che vorranno imparare come si fa la cioccolata. Questi eventi portano anche linfa vitale all'economia, perché molti tour operator si sono adoperati per organizzare dei viaggi ad hoc per venire a visitare questo weekend Cosenza in occasione della Festa del Cioccolato. La cosa importante è che il sindaco Mario Chiuto ha voluto di nuovo il corso per questo evento ormai atteso non solo dalla provincia ma anche dalla regione. Inoltre abbiamo la partecipazione a questa festa di tutto quello che è il corso, infatti i commercianti hanno aderito prolungando l'orario di chiusura dei loro negozi. E spera che sia un dolce weekend il Cosenza, domani impegnato a Brescia, al Rigamonti, con tanti tifosi al seguito e le speranze di un gruppo che ha ritrovato la vittoria contro il Foggia e ha grande entusiasmo. La Lega di B non molla, le società rappresentate dal presidente Balata ricorreranno al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR che ha bocciato il format di 19 squadre e nessuno ha intenzione di fermarsi, tanto meno il Cosenza che ha appena ingranato la marcia giusta e a Brescia vuole dare un'altra prova di maturità dopo quella offerta al cospetto del Foggia. Le assenze non spaventano il tecnico Braglia che ha sperimentato diverse soluzioni per ovviare le defezioni. Stiamo portando avanti un discorso di 2 moduli, ci siamo allenati su 2 moduli anche questa settimana. Poi decidiamo sempre all'ultimo in base a quello che vogliamo fare e a come ci vogliamo mettere in campo e avere quell'atteggiamento lì inerente al modulo. Tutto qui. Domani giocheranno i migliori, che io ritengo sono migliori, poi martedì penseremo a chi recupera, a chi no, anche perché passa solo domenica e lunedì, sono 48 ore, potrebbero essere pochi. Perciò abbiamo altri giocatori che si devono levare anche loro le proprie soddisfazioni, però ora pensiamo
dove dobbiamo andare a fare una grande partita, poi penseremo al Pescara e poi penseremo al Palermo, perché questo è un trittico per noi troppo importante e duro, sarà duro anche per quegli altri. Saranno centinaia di tifosi rossoblù presenti sugli spalti del Rigamonti per un confronto che manca a 18 anni. Mi fa piacere, più gente c'è da Cosenza e meglio è, o dal nord dove stanno un po' tutti i calabresi, perché è una cosa che sappiamo benissimo. Chiaramente cercheremo di onorare al meglio tutta la gara come abbiamo sempre fatto da un anno a questa parte, a volte ci si riesce, a volte no. Non è che noi siamo imbattibili o infallibili. Abbiamo avuto alti e bassi anche per lunghi periodi, però poi alla fine ci siamo sempre arrivati dove si diceva noi. Chiaramente cercheremo di farli felici, questo penso che sia normale. Cercheranno di far felici i bambini della pediatria dell'Annunziata di Cosenza, un gruppo di motociclisti che domani farà una bella sorpresa. Chi l'ha detto che i biker sono dei tipi burberi? Sotto i giubbotti di pelle e i tatuaggi spesso batte un cuore d'oro, quello di No Surrender MC Cosenza. Pulsa per i bambini della pediatria dell'Annunziata, che domani riceveranno una visita speciale. Il reparto sarà infatti il punto d'arrivo di un raduno organizzato con un obiettivo speciale. Ci ritroveremo alle 15 presso la nostra clubhouse a Montalto, il nostro clubhouse di No Surrender MC Cosenza. E faremo un rinfresco con tutti gli amici bikers che ci verranno a trovare per questa iniziativa. Contiamo sopra le 16 e un quarto, 16:30 di partire dal club con un corteo di moto e con appresso il furgone contenente tutti i regali per i bambini. Arrivare all'ospedale dalla parte del vecchio pronto soccorso, dove ci hanno dato la possibilità di entrare dentro il vecchio pronto soccorso proprio dalla sbarra là, per poterci parcheggiare con il furgone, quindi prendere tutti i regali e poter raggiungere questi piccoli eroi nel loro reparto di pediatria. Le Harley e le altre moto di grossa cilindrata attraverseranno le strade dell'area urbana ed entreranno nel parcheggio dell'ospedale, un pomeriggio diverso per i bimbi ricoverati nel reparto di pediatria e anche per i motociclisti. È il nostro gesto, principalmente il sorriso che vorremmo regalare a questi bambini, anche perché vogliamo un attimino cambiare quello che la gente, questo falso mito che la gente ha di noi, del bikers, del motociclista un po' burbero, un po' arrogante, che non è così. Saremo più o meno, abbiamo considerato una settantina di motociclette, un corteo di 50-70 motociclette. Io mi tengo su questi numeri qua. Verranno più che altro dalla provincia di Cosenza, dalla zona dello Ionio, c'è qualcuno arriverà anche dalla zona di Catanzaro, come abbiamo saputo. E adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore. Il campo anticiclonico presente sul Mediterraneo centro-occidentale tende a ritirarsi rapidamente. In Atlantico, l'innalzamento dell'alta pressione delle Azzorre sull'Islanda permetterà ad aria fredda di origine artica di tuffarsi sulla penisola iberica fino alle coste settentrionali marocchine e algerine. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani generalmente sereno poco nuvoloso, nel corso della giornata aumento della nuvolosità sui versanti ionici del Reggino e del Catanzarese, in propagazione al basso crotonese, temperatura in lieve aumento. Analizziamo lo stato di mari e venti. Domani ventilazione moderata dai quadranti meridionali ovunque, con mare molto mosso il settore tirrenico centro-settentrionale e quello ionico centro-meridionale, mosso il settore meridionale tirrenico e quello settentrionale ionico. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo alle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.